Onorevole Berlato, oggi il verdetto che si attendeva, al di là dei discorsi dei vari parlamentari, al congresso sì, una domanda politica, prettamente politica e nazionale, se non internazionale. Alfano oggi, ma anche altri interventi, si percepiva chiaro che c'è una critica verso la non presenza di una reale Europa dei popoli, il reale popolo di tutte le nazioni, ma una Europa dominata da due nazioni e forse uno dopo della Francia. Ecco, lei è europarlamentare. Guardi, ne parla uno che è orgoglioso di essere veneto, ma ancora più orgoglioso di essere italiano, e sono un europeista convinto. L'Europa, per avere un senso, deve non fermarsi all'unione monetaria, deve evolversi in una unione politica e militare. Questo ci consentirà di essere protagonisti nei scenari internazionali. Questo ci consentirà di poter fare in modo che tutti i 500 milioni di cittadini europei dei 27 Paesi membri si sentano un popolo, si sentano qualcosa di importante che possa accomunarli nei valori, non solo nell'economia. Perché questo non vogliamo l'Europa delle banche e dei finanzieri, vogliamo l'Europa dei popoli, l'Europa che riesca a privilegiare le proprie radici, ricordando le radici cristiane dell'Europa, creando le condizioni perché ci possiamo sentire accomunati da valori. Questo è quello che vogliamo fare, quindi procediamo con determinazione, perché alla crisi mondiale causata dalle speculazioni finanziarie con ricadute sull'economia reale dobbiamo rispondere non con meno Europa, ma con più Europa, ma un'Europa che riesca a dare risposte concrete ai cittadini. E l'altra sensazione è che ci fosse una polemica sì con la classica opposizione del PD, ma anche un confronto comportamentale con la Lega, alleato scomodo perché si propone al governo in opposizione, sul territorio rimane con voi dove è possibile, ma comunque paventa di andare da solo. Ho visto oggi molto orgoglio in certi interventi, anche quello di Alfano, di dire che ognuno deve prendersi le sue responsabilità in pratica e che il PDL è un partito comunque nazionale, non soltanto di una parte d'Italia. Il nostro progetto politico prevede l'evoluzione del Popolo della Libertà in un contenitore più ampio che si rivolga a tutta l'area moderata di centrodestra nel nostro Paese. Esattamente di quanto già avviene in Europa, noi già facciamo parte come delegazione italiana del Popolo della Libertà, facciamo parte del Partito Popolare Europeo. Bene, questo è il nostro progetto, vogliamo creare le condizioni perché anche in Italia si possa dare vita a questo contenitore nel solco di quanto già avviene in Europa, quindi nel Partito Popolare Europeo. Questo è il nostro obiettivo, ci rivolgiamo a tutte le forze moderate di centrodestra. Per noi la Lega continua a essere un interlocutore importante con il quale vogliamo avere convergenze per poter governare il Paese, governare le amministrazioni locali, per poter dare insieme risposte concrete ai cittadini. Questo è quello che vogliamo fare. Se la Lega condividerà il nostro progetto, continuerà ad essere nostra alleata. Differentemente noi continueremo per la nostra strada nel tentativo di dare una immagine di punto di riferimento credibile per tutti coloro tra i moderati di centrodestra ci potranno indicare come punto di riferimento per la loro espressione di voto.